Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Torna a vincere la Calciolecco 1912 che al debutto interno contro la Provercelli riesce a ottenere i primi 3 punti grazie a una meritata vittoria per 2-0. Prima occasione, questo lancio di Malgrati direzione Capogna, la bella difesa del pallone da parte del 20 bluceleste, palla scaricata all'indietro, Segato di prima, intenzione al centro, palla che arriva fino a Danna, controlla, stop di mano evidente sulla pressione del difensore, gol di Danna che non viene convalidato, fischio è arrivato già in precedenza. Rivediamo qua, Danna colpisce abbastanza nettamente, diremmo, con il braccio destro, ci prova anche la Provercelli, lancio lungo, Magonara che riceve addosso questo pallone, lo spazza, poi il tiro da lontano di Kevin Varas, Bacci guarda la palla che sfila sopra la sua testa, ancora una volta duello che si ripropone sulla fascia di destra, Magonara non ha un buon rinvio con il piede destro, lo vediamo qua, palla che arriva ancora una volta a Varas destro che però non scende mai, Bacci ancora una volta si arrabbia con il 2 bluceleste, Segato perde un brutto pallone in zona centrale, tiro da fuori di Cecconi col mancino, palla che sfila ancora una volta, Bacci si lamenta giustamente con i suoi compagni, Lecco che si ripropone dall'altra parte del campo, Procopio, Moleri, Danna in caduta, non riesce a trovare l'angolazione giusta per la via del gol, si ripropone ancora la Provercelli in fase offensiva, tiro da fuori che va molto alto anche in questo caso, secondo tempo, il Lecco stappa la partita, spizzata di Capogna, Moleri con la fame di chi ha il debutto in Serie C in casa sua, in spaccata trova la via del gol sotto la sua curva nord dove ci sono anche i suoi familiari, l'abbraccio a Ivan Merlissale, poi giustissimi applausi per il 28 bluceleste alla terza stagione in bluceleste, nulla può fare il portiere ospite. Segato, 54esimo minuto, palla buttata dentro da calcio di punizione, batti e ribatti, poi Malgrati al volo di mancino, non c'è fallo, c'è la parata sul tiro di Capitan Andrea Malgrati. Segato dalla bandierina, ancora Malgrati colpisce con l'occhio destro, rimane a terra, la palla va lontana dalla porta, si ripropone poi la Provercelli, palla dentro, cade sulla pressione di Danna, il numero 30 Franchino, non c'è, fischio di collo di Cagliari, poi Varas da lontano, pugni di Bacci che orienta bene la sua deviazione. Minuto numero 62, ancora la Provercelli in avanti con Azzi, apertura sulla fascia di sinistra, palla dentro, Bacci schiaffeggia, poi da 0 passi Graziano con il piede destro mette alto sopra la traversa, ancora Bacci che poi vede sfilare il colpo di testa di Della Morte lontano dai suoi pali, altra azione tambureggiante della Provercelli, Bacci verso Varas, stop e tiro alto sopra la traversa, Bacci si lamenta con l'arbitro, non c'è fischio però, si torna ancora tra i piedi della Provercelli, il tiro da fuori di Russo che sfila lontano dalla porta di Bacci e ancora lo stesso giocatore della Pro, tiro sul calcio in punizione a 10 dalla fine che però non trova la porta e si arriva quindi al dunque alla rete di Matteo Chinellato, ottima pressione portata da Marchesi e da Giancarlo Lisai al rientro, debutto stagionale per lui, Pedrocchi, visione panoramica fantastica del 10 bluceleste, Chinellato con il mancino di prima intenzione non fa altro che il suo mestiere, Fredda Moschin si toglie la maglia, va sotto la Nord in visibilio e giustamente il Lecco riceve l'applauso dei suoi tifosi. Rivediamo qua la giocata, splendida la giocata in verticale di Pedrocchi, il tiro di Chinellato non lascia scampo, ultimo squillo della Provercelli, questa palla buttata dentro, Magonara col petto respinge, poi il triplice fischio di collo, i 3 punti per i blucelesti che finalmente tornano ad assaporare il sapore della vittoria.